La Giunta regionale ha dato il via libera al nuovo piano triennale di interventi nell'ambito del progetto di scuola per gli assi 1, scuole del nuovo millennio, e 2, messa in sicurezza, manutenzione e rinnovamento di arredi e attrezzature. L'esecutivo ha confermato lo schema del precedente piano che secondo la Giunta Pigliero ha prodotto risultati di grande importanza sul fronte del miglioramento complessivo dell'edilizia scolastica. Quanto ai finanziamenti, questi sono rappresentati dai mutui con la Banca Europea per gli investimenti e il riparto dei fondi che verrà effettuato dal Ministero della Pubblica Istruzione entro la fine dell'anno. L'unità di progetto che si occupa di scuola, spiega la Regione, si sta già confrontando con sindaci, assessori e tecnici comunali per la definizione della nuova fase di programmazione. Sono 300 gli incontri sinora portati a termine e altri ce ne saranno in futuro. Nei prossimi giorni il quadro infatti verrà completato. Il nuovo piano triennale di scuola sarà presentato nel corso di 4 incontri che si svolgeranno nelle prossime settimane. Prosegue con coerenza e in sintonia con la strategia delineata all'inizio della legislatura del percorso di scuola, spiega il Presidente Francesco Pigliaru. Andiamo avanti con l'obiettivo di assicurare ai nostri studenti scuole migliori sul piano architettonico, più funzionali e in linea con le esigenze di una didattica moderna. È un processo virtuoso a cui è legato l'innalzamento dei livelli dell'istruzione con inevitabili positive ripercussioni sull'azione finalizzata a contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico. Siamo tra le regioni che più hanno investito sulla qualità delle infrastrutture e questo aspetto, conclude il Presidente Pigliaru, deve essere un motivo d'orgoglio e uno stimolo per dare ulteriore slancio all'azione di rinnovamento. Con questa delibera, ha sottolineato l'assessore della pubblica istruzione Giuseppe De Sena, confermiamo l'enorme sforzo per migliorare la qualità delle scuole dedicate ai nostri ragazzi, nei 2 assi e nell'azione rivolta agli arredi. Di rilievo anche gli elementi di novità, tra cui la priorità attribuita alla messa in sicurezza degli istituti e l'inserimento della progettazione all'interno delle risorse del progetto di scuola. Ancora una volta il grande coinvolgimento dei sindaci e degli amministratori locali si rivela vincente nel far fronte alle concrete esigenze dei territori.